Il 10 di luglio, quindi fra 2 settimane, avverrà un evento per noi particolarmente significativo. La nostra storia millenaria dell'abbazia del Santissimo Salvatore trova una sua degna collocazione con l'apertura della Porta Santa. Questo significa che praticamente viene dato al nostro monastero la dignità che ha sempre nei secoli avuto. Si riparte anche di lì, si riparte da una storia forse un po' dimenticata dietro le vicende della miniera, le recenti vicende di Floramiata, ma che voi come amministrazione vogliamo fortemente perseguire, perché il percorso storico-culturale è fondamentale. Quindi la Francigena collegata, che verrà data all'apertura vera, diciamo, di quello che sarà il percorso della variante ufficiale della stessa Francigena rispetto alla strada, diciamo, già assegnata come hub a Radicofani, ma che noi ci inseriamo a pieno titolo grazie alla grande ricchezza proprio della nostra storia e della nostra cultura. Un appuntamento che vi diciamo di non mancare, perché oltre che la Porta Santa, oltre che l'inizio della Francigena, ci sarà l'evento della festa medievale, quindi un grande ritorno, un grande modo di recuperare storia, tradizioni e festa.